Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acqua Viva in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Dalla Voce di Rovigo, in prima pagina non ci resta che lo Sputnik, vaccini, AstraZeneca, altro pasticcio e poche dosi. Il governatore Zaia dice: se c'è il via libera compriamo il siero russo. Con le riaperture in zona arancia di ieri hanno riaperto le attività al centro commerciale La Fattoria e finalmente si torna in negozio. Titolari e commesse, la chiusura ha pesato tantissimo, ora speriamo nella ripresa, affermano appunto gli operatori. E sempre su questo tema, le attività di barbiere e parrucchiere affermano: chiudere è stato inutile e dannoso. È stata una perdita elevata per gli operatori e il lavoro nero non si è fermato. Ancora su AstraZeneca, oggi e domani l'EMA dirà se è preferibile somministrare il siero solo a certe categorie. Valutazioni in corso anche in Italia. Mastella dice giustamente sospenderlo e da Pfizer 1.500.000 dosi disponibili. Dalla provincia un lungo programma di interventi, anche anti-Covid, sugli edifici scolastici polesani. Afferma il presidente dell'ARA, scuole superiori da milioni di euro, molti lavori completati, altri sono in fase di realizzazione per adeguare le strutture. Tante opere realizzate, licei ed istituti tecnici con tanti cantieri chiusi. I lavori finiti sono stimati in circa 5 milioni di euro. Occhiobello, auto a prezzi d'occasione ed era una truffa. Tutte partite infatti da una concessionaria di Occhiobello con 15 arresti e sequestri per 700.000 euro. Smantellata un'organizzazione criminale che proponeva veicoli a costi vantaggiosi ma c'era sotto un inganno. Maltempo, Coldiretti segnala danni alle produzioni nei campi, temperature impicchiate, le culture vanno in sofferenza. Il brusco calo dell'inverno colpisce le coltivazioni in campo e frutteti veneti. Il brusco abbassamento delle temperature possono compromettere lo sviluppo delle piantine. Portoviro c'è questo bel servizio su imprenditori e coraggio. Nel momento più difficile c'è chi continua a pensare in grande. Un colosso da 30 posti di lavoro è il progetto da sogno di Claudio Mancin, già titolare della pizzeria La Fornace, che ha presentato il progetto. La Fenice, che è già a buon punto di realizzazione, che oltre ad assicurare decine di posti di lavoro sarà un punto di ritrovo importante per il territorio polesano, con 700 posti a sedere e un teatro e un ristorante. Badia Polesine, ecco le fototrappole ambientali presentate dall'assessore Segantin dopo gli annunci delle settimane scorse. Serviranno ad individuare chi danneggia il territorio e verranno posizionate in parchi e giardini. Dal Gazzettino di Rovigo, apertura dei mercati, ambulanti ritorno in corso con rabbia, fermi da un anno, abbigliamento e calzature, ripresa al rallentatore, bene comunque gli alimentaristi. I titolari delle bancarelle dicono pochi ristori penalizzati dallo stop agli spostamenti. Riaprono le scuole, c'è il trasporto pubblico con un piano in vigore da oggi. Per le province di Padova e Rovigo infatti sono state messe a disposizione 200 corse aggiuntive, 126 mezzi in più e 43 operatori a terra, dato che le attività di trasporto devono fare i conti con la limitazione al 50% dei posti normalmente utilizzati. Da Rovigo oggi il progettone da 16 milioni per Viale Roboni, che riqualifica tutto il quartiere San Bortolo. È stato presentato dal sindaco Edoardo Gaffeo il progetto di riqualificazione per il quadrante di città di Rovigo, che comprende il fabbricato industriale dell'ex Gabar e del teatro studio e l'area sud del cimitero. E per finire lo sport, il Delta in campo oggi per rialzarsi. I biancazzurri ricevono il Chionsa, fanalino di coda della classifica, e servono i 3 punti per il Delta. Auguri al nuovo tecnico Enrico Gherardi, che ha bisogno di un successo. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!